per la giornata che non amma mai scordare. Perché? Ma perché? Aspettando lo 27 di Innaro ci sono cose che non amma e manco mai scordare. Un pottero chiudere alla scuola, nelle picciridde e nelle grandi. Si fermarono gli occhi, gli amici non si vittero più a parallassare travagli e divertimenti per allontanare e stare soli con niente, ma con le grida e le sirene. Ein, Svein, anders Wust! Spartero le figlie dalle madri e le padri, le mogli dalle mariti, le nonne che erano più grandi, manco tempo d'arrivare e dall'occhi non si vittero più a ricampare. Insemmola alle chiunnichi e a cui era malato, e tano voci che ci niscia dalle gargi e pure nudo le potte sentere e salvarle. Una cosa così non si aveva visto ancora. Perché? Ma perché? Le treni partivano senza armali e quando si fermavano paria che scendevano pecore, agnelli e vacche a un macello. Perché tutto questo? Nudo sape rispondere. Per un foggi un fodduto che fece fuggire a tanti altri. Che sapeva suonare, la vita si salvava. Parlavo con chi di picca che vive per miracolo arrestato e campano ora di tante città. Io le incontravo a Milano, onde ci portavo a sentire le picciotte della mia scuola, perché non aveva succedere più l'inferno a nuda banna dello mondo. L'uomo e la femmina erano pezzi di niente e fuoco che lo ginnerazzo santo acchianava in cielo e tutte cose scurava e fetia. Un uomo solo, iddu, a non bannava mai comandare. Tu, Signore, vedi e senti come quando ti misimo in croce. Perché tutto questo? Nudo vite, ma tu vediste. Anna Canzoneri Urso, Anna Rondine. Grazie. Che mai più avvengano queste cose atroci, terribili.